Ancora una tragedia in montagna. Questa mattina intorno alle 10:30 la centrale del 118 è stata allertata dai familiari di una 74enne di Fonzaso che era scivolata lungo un ripido pendio mentre andava a funghi. A chiamarli il marito, che l'aveva vista cadere a lato del sentiero. La coppia si trovava nei boschi sopra l'abitato di Agana. Lui faceva legna, lei era nei dintorni a cercare funghi quando l'uomo l'ha vista perdere l'equilibrio e iniziare a ruzzolare tra le piante. Disperato è quindi sceso per circa 200 metri chiamando i figli per avere aiuto. Scattato l'allarme, pur senza riuscire ad avere la posizione del luogo esatto, l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore ha iniziato a sorvolare la fitta vegetazione, facendo fatica a individuare dove si trovasse la coppia. Quando i soccorritori sono riusciti a vedere marito e moglie, con un verricello di 40 metri, sono stati calati nelle vicinanze un tecnico di elisoccorso e un medico che purtroppo ha solamente potuto constatare il decesso della donna dovuto ai traumi riportati. Dopo aver issato a bordo l'uomo è stata recuperata la salma, poi lasciata ad Agana.